Eccoci qua, il dibattito continua ovviamente anche durante la pubblicità. Per piacere, un attimo, diamo la parola a Laura Puppato. Lei tra l'altro proprio oggi è uscita con una nota stampa riguardo a quello che ha detto il sindaco Bitonci. Beh sì, perché tra l'altro io con lui ho un lungo rapporto di lunga data e recentemente mi ha anche querelato perché gli avevo espresso delle opinioni su di lui in quanto sindaco che si esprimeva costantemente con toni razzisti. E così lo ribadisco oggi in questo comunicato stampa, appunto recuperando le sue incredibili dichiarazioni, perché vede, quando una persona, come appunto diceva adesso il professore, non si rende conto che alimenta l'estremismo, il fatto di negare i diritti. La nostra società, e lo diceva molto bene Don Giovanni prima, per chi ha voluto comprenderlo, la nostra società si rafforza con una propria coscienza, una propria morale, ma non si rafforza nei divieti, non si rafforza nelle persecuzioni, e questa è la trappola del non si terrorismo. rafforza nelle persecuzioni. Noi non possiamo essere così stupidi, così sciocchi, da non comprendere che la nostra forza sta proprio nei nostri valori morali e nella nostra identità. Ma se nel momento in cui un fatto esterno accaduto gravissimo come questo, l'attacco terroristico che ormai dal 2000, come dire, esiste ed è un pericolo, no? Per molti di noi, ma abbiamo visto in Africa, abbiamo visto in Asia, abbiamo visto in India, quindi è un pericolo evidentemente globale. A fronte di questo noi dobbiamo chiederci chi siamo e come reagiamo, ma la nostra libertà non può essere sottomessa al fatto di limitarci nei diritti, di toglierci dei diritti, di toglierli a quelli che arrivano ad abitare con noi, o di limitarci, di guardarci con diffidenza, di stare lì a pregiudizialmente, cioè con un giudizio precedente ai fatti, stabilire chi ha, chi non ha, chi deve avere, chi può avere, chi non può avere. Il colore della pelle, la provenienza etnica delle persone, non possono essere questi gli elementi che... Ma d'altro canto, dicevo prima, e lo ribadisco, ci sono oggi dichiarazioni delle forze di polizia e dei magistrati sui giornali. Tutti dichiarano la stessa cosa. Questi pazzi, questi esaltati, questi fanatici che in realtà, ripeto, sono degli squilibrati che si nutrono di motivazioni di carattere religioso, ma nulla hanno a che fare davvero con le religioni esistenti, che sia buddista, islamica o che sia cristiana, in realtà questi si nutrono purtroppo via web, si alimentano attraverso informazioni web, ma non si alimentano all'interno delle moschee o delle chiese o dei riti buddisti. E il governo pensa bene a chiudere la polizia postale. Questo è un errore che, guarda, confermo. Questa è la contromisura. Io qua, al di là dello schieramento, ma posso confermare che è un errore, al di là dello schieramento che a me politicamente, anche da un punto di vista religioso e sociologico, mi lascia il tempo che trova. Io, come appartenente a una forza di polizia democratica, combatto tutte le forme di terrorismo, tutte le forme di terrorismo. Ora, quello che diceva prima Don Brusegan, bisogna innanzitutto capire il fenomeno criminologico, cosa ci stava dietro a loro, chi ci sta dietro a loro. Non possono essersi mossi probabilmente in maniera isolata, probabilmente ci sono degli apparati più esterni, ci sono dei sovvenzionamenti, ci sono dei reclutamenti, magari non sono gli imam moderati che collaborano, ed è vero che c'è una grande collaborazione anche da parte di tutte le comunità religiose con le forze di polizia, laddove c'è un fenomeno che deve essere denunciato, e vi esorto sempre a fare ciò, di denunciare con tempismo ogni situazione che possa apparire anomala, perché insomma ne va della nostra pacifica convivenza. No, ma è il nostro dovere. Ne va della nostra pacifica convivenza. Il resto però bisogna capire che la questione è molto più grande. I centri islamici possono diventare sicuramente, se non c'è la loro collaborazione, dei punti di reclutamento, o meglio dei punti di raccordo, perché ricordo ancora il circolo di Viale Jenner di Milano, che ci fu Venne fuori insomma la catastrofe da lì, con veri e propri reclutamenti. Ora,
E quello che noi dobbiamo fare è quello che appunto non si debba mai abbassare l'attenzione, il governo non vada a fare tagli inutili all'apparato di sicurezza, ma non per il terrorismo islamico, per tutte le forme di terrorismo, anche per quelli che stanno facendo le azioni di boicottamento sulle linee ferroviarie, anche quelle possono essere dei fenomeni che devono essere attenzionati e puniti con altrettanta severità. Certo. Per tutti i crimini, tra l'altro. Abbiamo due telespettatori sul fatto della polizia, solo perché forse Puppato serve. Mi perdoni, ma chi perseguita chi? No, perché da come si è espressa lei sembra che siamo noi a perseguitare i musulmani perché non permettiamo loro di fare le moschee o di praticare il loro culto? Ma stiamo scherzando? Ma all'indomani dell'11 in Turchia, dove stanno eliminando la libertà religiosa cristiana, non è una persecuzione? Ma abbia pazienza, all'indomani dell'11 settembre c'è stata una donna che da alcuni è stata tacciata come pazza visionaria, come pazza visionaria, Oriana Fallaci, che ebbe l'ardire di scrivere dei libri nei quali ha profetizzato ciò che sta accadendo quest'oggi, ok? Allora, l'Italia è stata denominata ventre mole dell'Europa e ciò è accaduto. Queste persone attraversano l'Italia, entrano nel cuore dell'Europa e scatenano l'inferno. 53-58 sono i terroristi che sono transitati nel territorio italiano, ok? Allora, l'operazione Triton, ex Mare Nostrum, è fallosa, è un buco nell'acqua, è un qualche cosa che non sta tutelando. Con la Lega nel 2003 sono stati entrati 800.000 siamo nel 2015, 800.000 in un solo anno. Dublino seconda. Allora, io non so lei di che cosa sta parlando, mi scusi, lei non so di che cosa sta parlando. 800.000 immigrati. Se mi lasciasse parlare forse capirebbe. Propaganda politica assurda. Allora senta, non è propaganda politica. Allora, in Francia il 51% degli immigrati viene rimandato a casa, in Italia solamente il 15%. Ok? Ecco. Allora, io voglio dire, stando a questi dati e calcolando che ciò che hanno commesso i tre terroristi che comunque hanno portato avanti un'azione di guerra santa, ok? Questa è una guerra santa, ricordiamoci, non è terrorismo puro e semplice, è una guerra santa scatenata contro il cristianesimo. E io voglio chiedere alla Puppato, ma per capire i nostri, voglio dire, errori in termini di occidentali, per la nostra decaduta morale, abbiamo bisogno che vengano uccisi 12 giornalisti? Non capisco quello che lei dice, francamente. Sta mettendo insieme cose che possiamo fare intervenire i telespettatori che sono in attesa, per piacere. Che avessimo tutti l'umiltà di dire ci troviamo dinanzi a un fenomeno assolutamente nuovo, che sono le trasmigrazioni dei popoli, che in una forma così intensa è definito epocale. Sì. Dinanzi a questo, noi italiani siamo stati forse più ingenui degli altri da sottovalutare il fenomeno. Attualmente è irreversibile e comunque va vigilato, va accompagnato. Però io domando a me come Chiesa, come accompagno i miei fedeli perché possano essere testimoni del Signore in chiave di dialogo, ma anche di evangelizzazione eventuale, di testimonianza? Ma domando anche ai poteri civili e a voi politici, cosa fate voi perché la gente vada d'accordo? Certo. Perché la gente lavori per il bene comune? Vogliamo creare una società non qualunquista, non buonista, ma una società che condivide i valori di fondo, che vigila su quelle che sono le esigenze di una retta convivenza, di una felice convivenza, ma nello stesso tempo favoriamo il futuro. Tutto si può dire però l'Italia, tranne che non sia un paese che non è accogliente, non è solidale. Il Veneto anche meno, la gente, il Veneto ho detto un altro tipo di domanda. Sentiamo il signor Italo che è in attesa da un po' di tempo, abbiate pazienza, ma insomma sono qui, hanno la possibilità di intervenire in diretta, sentiamo cosa dicono i cittadini. Signor Italo, buonasera, da dove chiama? Pronto?
Grazie per il suo intervento, a mio favore, che volevo intervenire. Intanto saluto tutti, ringrazio lei e ringrazio la vostra emittente che fa delle bellissime trasmissioni. Grazie. La guerra dell'Islam all'Europa, probabilmente anche in risposta alle guerre che Stati Uniti, Inghilterra, Francia e compagnia briscola vanno a fomentare continuamente nei territori di religione musulmana, e ci sono tantissimi tipi di guerra oggi, anche moderne, guerre moderne, ci sono delle guerre assolutamente pacifiche, e non sto qui a dilungarmi. Ha dimostrato che 3 soldati musulmani hanno impegnato 90.000 uomini armati e organizzati. 6 focolai di guerra in Francia, pensiamo per esempio alle banlieue, pensiamo a una città come Marsiglia, dove trovare un francese è come vincere al Superenalotto. Fossero stati 15 o 20 questi focolai di guerra, impiegando un centinaio di uomini armati di Kalashnikov, la Francia sarebbe già questa sera stata loro e la strada per San Pietro quasi spianata. Ho 68 anni e con riferimento agli stranieri tutti, albanesi, rumeni, bulgari, turchi, moldavi, moldovi, ucraini, cinesi, indiani, sudamericani, arabi, eccetera, eccetera. Ho 68 anni e nonostante la mia condizione fisica non buona sarei disposto a tornare a lavorare o per lo Stato o per un privato, purché si potesse invitare tutti questi stranieri indistintamente, pacificamente e non pacifisticamente a tornare a casa loro. I latini dicevano si vis pacem para bellum, non la bellum di Hitler o di Mussolini per andare a occupare altri territori, ma quella pace, per realizzare quella pace che la tua forza militare ti consente. Voglio dire, io me ne sto in Italia, mi armo bene, se uccidono un soldato, un poliziotto, un carabiniere, un milite italiano, io ne faccio fuori 500. Questo vuol dire il detto si vis pace para bellum, in contrapposizione ai comandamenti cattolici e cristiani, 12 per la verità, 10 dell'Antico Testamento e 2 del Nuovo Testamento, che invece ci invitano a porgere l'altra guancia. Ma anche qui, sul trattamento dello straniero, bisognerebbero leggerlo molto bene il Vangelo, perché Cristo parla di piccoli greci, parla del suo popolo, e qui vorrei avere assolutamente una piacevole discussione con il sacerdote che avete in studio, perché qualche volta il Vangelo non si legge mica bene e non si legge mica tutto. Allora voglio dire questo, io ripeto, signor Tribolato, e chiudo, invito gli stranieri che sono in Italia con cortesia, lo vedo per piacere, tornate a casa vostra. Posso fare questa richiesta in maniera assolutamente pacifica? La ringrazio. Grazie a lei del suo intervento. Abbiamo anche la signora Katia in linea, credo. Buonasera signora, da dove chiama? Buonasera a tutti, chiamo da Verona, io sono straniera, si mi chiama Katia ormai da 26 anni. Io volevo fare condoglianza, sono molto dolorata quello che sta succedendo in Francia, anche in Europa, perché io vengo dalla Somalia, anche se non so leggere il Corano, che non ho studiato, però ho ascoltato tante volte il mio paese, perché ogni tanto i miei parenti ci portavano, no? Però non ho mai sentito uccidere un altro fratello, anche era proibito abortire una donna che rimane incinta. Diceva, non so, imam, che una donna rimane incinta, va a abortire come fosse ammazzato, figurati una persona. Sono molto addolorata a sentire l'ultima telefonata, perché poi la signora, voleva rispondere alla signora seduta lì che dice che i musulmani mettono velo. Io nessuno mi ha messo velo, mi festo come voglio, vado al mare, Riccione, Rimini, Cattolica, ho fatto giri tutte quelle zone lì. Io ho un figlio che ho avuto con un veneto che io non li ha neanche riconosciuto, ho riconosciuto io, e nessun mio parente mi ha detto che io ho fatto un figlio fuori dal matrimonio, e lo portava alle 3 di notte a costura per rinnovare il bar mitzvah di soggiorno, non solo a me, anche mio figlio, va bene?
Perciò io sono d'accordo col signore poliziotto che è seduto lì. Questi ragazzi, matti, meglio animali, io dico, perché questi non sono musulmani, offendono musulmani e la nostra fede, che io non so leggere, e vi dico perché in Somalia adesso ci sono terroristi, al-Shabaab, gente che ho sentito tagliano le lingue bambini se non riescono a leggere il Corano, che io, mio paese, questa cosa non c'era quando io vivevo in Somalia. Ognuno festiva come voleva, ognuno aveva la sua religione. Mia bisnonna è ebraica, anche mia nonna vivevano con noi, nessuno ha mai detto siete ebrei andate via, perché siamo tutti fratelli. Quindi io sono d'accordo col signore poliziotto seduto lì. Questi ragazzi nati in Francia, come li hanno educati? Chi ha seguito da piccoli la società, assistenti sociali, i psicologi, dove sono andati a finire? Cioè, prima che prendano questi integralisti, perché io come donna musulmana nessuno ha mai messo a me velo, mi vesto come voglio, perciò non è che vada nudo perché sennò mi violentano, perciò io vi dico, la signora seduta lì e certi politici non devono fare propaganda per prendere i voti e andare a Palazzo Chigi per prendere 10.000 euro al mese, perché io come straniera, mio condominio, da 15 anni che abito, ci sono più di 60 anziani che vivono. Unica che io vado casa per casa a chiedere se hanno bisogno, e ci sono anche alcuni giovani parenti di loro. Cioè, nessuno ha mai bussato, anziano di 98 anni, uno di 95 anni che io ho assistito gratis. Benissimo, grazie signora Katia del suo intervento. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Abbiamo ancora una telefonata. Giancarlo da Ferrara, se non sbaglio, vero? Buonasera signor Giancarlo. Sì, buonasera, sono sempre io, il solito. Buonasera, prego. Il solito anti-immigrazione, sono sempre io. Allora, io volevo dire una cosa alla esponente di sinistra, c'è nello studio, giusto? Sì, del Partito Democratico. Del Partito Democratico, Laura Puppato. Sì. Signora, cara signora di sinistra, avete distrutto l'Italia a prendere qui tutti questi stranieri e ci avete messi in pericolo. Abbiamo paura ad andare in certi posti. Sì, cara, non faccia quella faccia lì, guardi. La mia, non è che posso cambiarla. Guardi, sì, è meglio che non si presenti neanche in TV, secondo me, voi, lei e tutti quelli di sinistra, secondo me. Per piacere, signor Giancarlo. Allora, se deve chiedere qualcosa, chieda qualcosa, avanti. Di sinistra, e mi vergogno di essere lo Stato. Io mi vergogno di essere stato di sinistra. L'Italia è in guerra in questo momento, abbiamo paura di uscire, perché li vediamo qui. In mezzo a loro potrebbe esserci chissà chi. Io sono disoccupato, a me non mi aiuta nessuno, a loro date tutto, ok? Ma guardi, questo è... Adesso le faccio... È una cosa totalmente... Bene, grazie signor Giancarlo, grazie del suo intervento. Allora, non so se vuole una breve replica. No, mi spiace per lui che è disoccupato, mi pare di capire in un'età non giovanissima, perché lo sento dalla voce, insomma, piuttosto maturo, e quindi credo che abbia anche questo disagio e lo giustifico. Per il resto voglio ricordargli che chi ha governato questo paese non è stata la sinistra, come la chiama lui, e neanche il centro-sinistra, ed è da pochissimo che noi siamo al governo cercando con il Partito Democratico di riuscire a riequilibrare deficit economici e credo anche di carattere sociale e lavorativo. Voglio anche ricordare che a loro danno tutto, a noi non diamo, ai nostri non diamo niente. Beh, non è così, nel senso che agli immigrati che arrivano, come è noto, soprattutto per quanto riguarda queste grandi trasmigrazioni che riceviamo dal Mediterraneo e non solo, perché una grande immigrazione in Italia c'è stata, non è un caso che abbiamo un paese che consta ormai di 4 milioni e mezzo di immigrati. Certo, sono mezzo milione qua in Veneto. Soltanto, ricordavo prima, alla Beggio, alla consigliera comunale di Padova, che soltanto nel 2003, quando il secondo anno in cui ho fatto il sindaco, sono stati appunto condonati e quindi sono stati registrati e legittimati 800.000 immigrati dal governo Berlusconi. Quindi non è che qualcuno
accolga e qualcuno respinga. In realtà le immigrazioni non sono che in piccola parte respingibili. Le immigrazioni, quando c'è la fame, quando c'è la guerra e quando è stato, come in Italia, perché ce lo dimentichiamo, ma fino al 2007 noi facevamo una lista annuale di richiesta di immigrati. Ancora oggi abbiamo una forte immigrazione delle badanti. C'era anche il reato di immigrazione clandestina. Un reato che non ha mai portato nulla, perché in realtà ce li siamo trovati qui ed erano clandestini. Adesso non c'è più Uber qui. Io vorrei che in Italia, veramente fosse il momento. Mi scusi, vorrei completare. Vorrei che in Italia raggiungessimo quel senso di responsabilità che ci impedisca di dire le cose soltanto per populismo oppure per accrescere il nostro consenso elettorale. Vorrei che dicessimo le cose che servono, cioè che tutti insieme comprendessimo come a questi, diciamo, grandi avvenimenti epocali, come li abbiamo definiti, non si può rispondere né con i respingimenti, non si può rispondere in maniera generale semplicemente facendo comizi e propaganda, si risponde in maniera seria e appropriata, magari, e qui sono d'accordo con qualcuno dei commenti che è stato fatto qui dentro, cercando di far vivere queste persone quanto più possibile nei loro paesi, cosa che l'Occidente nel corso degli ultimi anni mi pare non abbia fatto. Voglio ricordare che stiamo qui ad elencare anche alcuni aspetti, diciamo, dei paesi musulmani che certamente non rispondono ai requisiti che noi intendiamo di democrazia e di rispetto reciproco, ma nel contempo l'Occidente è da sempre collegato con gli Emirati Arabi, che è il paese a caratteristica musulmana più arretrato di tutti i paesi del Medio Oriente. Quindi anche da questo punto di vista, voglio dire, la politica e l'economia si sono facilmente girati il viso dall'altra parte per, come dire, dimenticare le situazioni che si venivano a trovare. Io mi ricordo di veneti che erano stati emigrati in Arabia Saudita e mi raccontavano di esuecuzioni che il giorno di giovedì venivano fatte nella pubblica piazza dell'Arabia Saudita. Volevo fare abbiamo commerciato una parentesi e abbiamo sempre lavorato solo una serenamente. parentesi, no, perché qui pare che si voglia integrarli a tutti i costi. Io dico, guardiamo la Francia, guardiamo l'Inghilterra. Gli attentati di Parigi e Londra sono stati perpetrati da giovani non di prima generazione, ok? Ciò significa che l'integrazione è un'utopia, ma perché? Prendiamo Parigi, questi giovani venivano dalle balie, significa dalla periferia, significa che non sono stati integrati nel tessuto sociale. Quello che accade anche in Italia, perché noi continuiamo ad accoglierli, non riusciamo ad assorbirli nel tessuto sociale, vivranno ai margini, piano piano verranno assorbiti da frange, voglio dire, pericolose, ed ecco che poi pigliano, vanno in Siria, si addestrano, tornano in Europa e fanno quello che hanno fatto a Parigi. Mi sembra che non faccia una piega il discorso. No, un attimo, volevo parlare al professor Case. I telespettatori, sono state 2 telefonate e tutti e 2 hanno parlato di guerra. Uno ha parlato della guerra santa, l'altro, l'ultimo, ha detto siamo... Ma io vorrei dire che quando si fanno guerre di religione sono tutte terribili e da qualunque parte provengano. Io non vorrei fare esempi con la prima crociata, perché è stato un genocidio continuo, dove passavano i crociati non restava peggio di Attila. Venivano chiamati cannibali perché Michel Lax, che era un cronista che ha seguito la crociata, scriveva a Urbano II: i cristiani amano la carne, cibarsi della carne degli saracini, prediligono quella dei bambini financo quella dei cani. E questi eravamo noi, che andavamo a liberare che? Un Santo Sepolcro che non è sicuramente il Santo Sepolcro, ma è un Santo Sepolcro immaginario. Ma lei è cristiano, scusi? Perché nessuno... Ma dice la verità, battezzato. Lei si lega alla storia delle crociate. Il Santo Sepolcro... Sì, non è, mi scusi. Allora, stabilito che quando Gerusalemme fu demolita... No, per piacere, dai, scusate, allora, vogliamo parlare di storia o di fantasia? Quando
Gerusalemme, mi scusi, vorrei convincere lei se riesco. Quando Gerusalemme fu demolita, conosco bene la storia. Ecco, non conosce niente. Faccia le pure lezioni, io non sono professore. Non rimase nessun luogo sacro, tantomeno una tomba, che era una delle tante e non sicuramente segnata da nulla. E no, che vuol dire che comunque il luogo sacro è nella misura in cui uno ama la Chiesa. Ma questa è una visione laica, non è una visione di fede, scusi, sa. Cioè lei dice di essere cristiano, lei sarà di cultura cristiana, ma lei non è un fedele. Si capisce chiaramente da come si esprime. Voglio dire, cioè lei non è che può pensare che il cristianesimo sia solamente cultura o tradizione o storia, interpretazione storica. Allora. Per una buona parte ancora dei cristiani, sempre meno purtroppo, non per colpa loro, ma per la secolarizzazione, che il cristianesimo è fede, cioè scelta di vita, cioè è qualcosa di più, è anche visione della vita che è trascendente, non è solamente materiale, e di cui una parte non è giustificabile esclusivamente dai ragionamenti o dalle analisi storiche, ma ha qualche cosa di più. Per cui non voglio entrare nella filosofia, nelle dissertazioni dotte, lo potremmo fare magari in separata sede, però io dico che guardi, l'ho tenuto fino adesso, volevo semplicemente mostrare una cosa che secondo me, che io ho trovato a casa mia, e cioè ho casa mia da quando ho 3 o 4 anni. Mi sembra di essere uno di quelli che propongo sia la cosa che possa sostituire degnamente i burqa che c'erano in qualche sala della nostra pubblica, della nostra amministrazione. Questa immagine è l'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? E la frase che io leggevo da quando era piccolo, d'accordo? E che ha infarcito il mio modo di essere, di crescere, di interpretare la storia, anche la tolleranza e l'accettazione, è ecco quanto ti ho amato. E non c'era in questa foto un Signore Gesù Cristo che stava predicando, ma un Signore morto in croce. Per cui io credo... Cadaverino nudo. Il cadaverino nudo, come sì, ecco, siccome qualcuno si è permesso, d'accordo, però ci si è già dimenticato di questo episodio, di definire questa persona che ha lasciato questo messaggio, non l'ha lasciato lui, naturalmente un'interpretazione, d'accordo? Un cadaverino, d'accordo? Tra l'altro questa persona è morta di recente, mi dispiace, perché avrei voluto comunque sentirla ancora cosa ne pensava a fronte di quello che sta succedendo adesso. Io credo che il messaggio che si deve mandare in giro per il mondo sia questo, d'accordo? Ecco, che nella sofferenza degli altri, ma anche nella propria sofferenza, bisogna tirare fuori l'amore. L'amore non vuol dire però farsi ammazzare, non vuol dire permettere che ci siano i prevaricatori che comunque sfruttino l'accoglienza, l'amore, la disponibilità per fare gli affari propri e per non riconoscere quello che l'amore riconosce loro. Per cui io credo che questo mio piccolo intervento sia, al di là della politica e al di là delle mie posizioni politiche, anche una testimonianza di come la fede debba e possa, comunque non debba, ma necessariamente possa essere interpretata. Al di là di quel relativismo che mi sembra che sia serpeggiante ormai un po' in tutti, nel senso che ognuno può creare il proprio Dio, può interpretare Gesù Cristo come vuole. No, facciamo finire, dai. In nome del titolo della trasmissione vorrei terminare, perché si può... No, non è casa mia, è casa di tutti questa. Questa è la casa dei telespettatori. Abbia pazienza, sì, lei non può stare qui ancora. Un po' di decenza, abbia pazienza. Lei è peggio di un musulmano? Allora. Porca miseria. Allora cosa ne facciamo? Non lo so, veda lei, ma non vorrei che lei... Guarda che è razzista quello che dice, peggio di un musulmano. Io dico che i musulmani sono cattivi. No, dai, facciamo finire. Nel luogo comune, lo intenda nel luogo comune. Ecco, visto che lei non è praticante musulmano. No, io sono un praticante cristiano, cattolico. Allora, Tito, quando rase al suolo Gerusalemme, non rimane nessuna traccia salvo il Tempio di Salomone. Nelle crociate Salah al-Din, che è chiamato volgarmente Saladino, demolì quello che veniva considerato allora il Santo Sepolcro perché non ci andasse più nessuno, perché queste crociate erano una cosa che ovviamente chi era dall'altra parte non le accettava volentieri. Oggi abbiamo individuato un luogo sacro, va benissimo, che sia quello, io non metto in discussione,
ma non possiamo continuare ad andare dietro ai miti. Io vorrei... Dio è un mito, allora. Abbia pazienza, se no... Questa è la tecnica che vi hanno insegnato di come non riuscire a fare finire un ragionamento, perché così non è che lei nuoce a me, nuoce ai telespettatori che vorrebbero, scusi, che vorrebbero capire, no, si taccia, abbia pazienza, si taccia, sia così cortese. Io l'abbiamo lasciata parlare e interrompere tutti. Abbia la cortesia di stare zitto e ascoltare, perché se lei impara a ascoltare probabilmente impara qualcosa. Allora, vuole che le spieghi un attimino come è successo? Vogliamo andare nella storia più recente? Addis Abeba, 12.000 cristiani copti sono stati trucidati dalle nostre truppe perché dovevano fare l'impero. Croazia, Ustascia. I cristiani hanno trucidato in testa un certo Ante Pavelic, mi scusi, Ante Pavelic, no? Devo stare zitto. Con la benedizione. Comunque ci sono degli storici che non la pensano come lei, sa. Ma non c'entra, questo è il resoconto di abbia pazienza. Ma è il resoconto di guerra. Non è a caso. Non andiamo avanti con la trasmissione, stiamo abbia pazienza, non è a caso che gli americani, che non sono né cristiani né musulmani né ortodossi, cercassero il signor Ante Pavelic e lo cercassero ovviamente per poter arrestarlo e processarlo. Non ero io, erano gli alleati americani che cercavano un delinquente, un criminale di guerra. 800.000 morti, sgozzati, perché questo era l'uso in Croazia. Potrei fare un elenco che non finisce mai. Le guerre di religione sono terribili e la smettiamo di mantenere questa posizione. Non possiamo accettare che ci sia il sopravvento né di un musulmano nei confronti di un cristiano, di un ortodosso, di quello che volete, né viceversa, perché non la finiamo più. Ce la tiriamo dietro da centinaia di anni questa storia. La interrompiamo. Quello che sta dicendo oggi Papa Francesco è esattamente il contrario di quello che viene detto stasera da lei. Dice che bisogna che ci incontriamo e ci stringiamo la mano e chiudiamo questa questione, perché Dio abbia pazienza. Ma non è vero. Ma è verissimo. Aspetterai, scusi, abbia pazienza. Io parlo ai telespettatori, lei non interrompa, perché i nostri telespettatori hanno abbastanza ingegno e coscienza di capire cosa sta dicendo Papa Francesco. Io l'ho intesa in questa maniera, correggetemi, non ho nessun problema, che non ci sia sopraffazione di una religione nei confronti dell'altra. Quello che io dico, come scritto, ecco, quando ti ho amato, mica quanto ti ho... quello che io dico, che il cristianesimo, come diceva poc'anzi, sì, ancora non dice quanto ti ammazzerei. Non esprimono amore, non riesce a capire la differenza. Come dice, io difendo l'amore e nel momento io difendo l'amore quando l'amore viene travisato. L'amore, io spero che i telespettatori abbiano contezza di quello che dice. Ognuno adesso ha il suo modo di amare. Lui invece ha dato un altro tipo di amore che adesso forse viene un po' interpretato in maniera lei si renda più edotto del cristianesimo, che ne sa poco, ha un'infarinatura abbastanza banale. E come diceva Don Giovanni, la cristianità deve darsi una mossa, perché ha perso delle intere generazioni. Vogliamo vedere, perché poi queste cose sembrano così che piovono dall'alto, succedono, alla fine ci battiamo il petto, ci contrastiamo, ma non ha nessun senso. Noi abbiamo distrutto una nostra generazione per un solo motivo, perché le banche, usciamo dal sacro e entriamo nel profano, perché le banche non davano un mutuo a tasso agevolato ai giovani che si volevano sposare. Eravamo negli anni 60, 70 e 80. Non siamo riusciti a creare delle famiglie, e che la famiglia vuol dire anche cristianesimo, e non solo cristianesimo, ma tutte le religioni sane hanno il concetto di famiglia, poi ognuno la interpreta a modo suo. Questo è stato il danno.
Io mi ricordo che i miei compagni di scuola dormivano a casa, lui a casa di sua madre e lei a casa della sua famiglia, e poi si incontravano, ma questo non è mettere su famiglia. Questo, io ho vissuto questo periodo, ho avuto la fortuna invece di sapermi organizzare, ma noi abbiamo distrutto questa capacità di aggregazione che è la famiglia, che è il fondamento della società. E senza questa anche la cristianità ha perso un grosso vantaggio. Allora, la Chiesa deve rinnovarsi per riuscire a parlare alla gente di adesso, a recuperare gli spazi che ha perso e ha trascurato, perché è disattesa o disattenta su tanti problemi della società, compreso il 68, che non si è capito. C'era un 68 che usciva di sana pianta dall'azione cattolica e non è stato capito neanche dalla cristianità e dalla religione, che poteva abbracciarlo e portarlo in una direzione concreta. È stato affrontato, respinto, e abbiamo visto le conseguenze. Allora, questo, io non parlo di politica, parlo di comportamento cristiano. Il comportamento cristiano è l'accettazione dell'altro, comunque sia, qualunque colore della pelle abbia e qualunque religione professi. Porti l'altra guancia. E non succede così. No, è molto più importante porti l'altra guancia. Questo discorso deve farlo mica noi, deve farlo agli altri. Volevo far intervenire il professor Agnelli. Guardi che io queste cose qua le vivo da quando ero piccolo, me le hanno insegnato, non sono convinti, ma non sono convinto. Zanone, abbiamo capito, dai. Tu hai capito quello che hai voluto capire. Sono i musulmani che dicono voi parliamo di potete l'altra guancia, facciamo noi non parlare di vogliamo altro, oppure siamo qui in questa polemica sterile, per piacere. Ma io vorrei tornare un attimo al tema della serata, perché come sempre quando si parla di Islam, siccome sono 25 anni che me ne occupo, si finisce per parlare d'altro, che va anche bene, perché è il segnale che forse dobbiamo reinterrogarci su alcune cose. La mia domanda era partita proprio da questo, ma dicevo, è una guerra santa questa. Ecco, esatto, volevo proprio arrivare a questo. Io dissento un po' da alcune cose che sono state dette, anche da altri. Prima ho dissentito da alcuni, adesso dissento da altri, così ci divertiamo un po'. Per esempio, dissento da quello che ha detto Laura Puppato, quello che ha detto Don Giovanni Brusegan, rispetto al fatto che sono matti, cioè io sono abituato a prendere sul serio, per il mestiere che faccio, sociologo, quello che dicono le persone. Se l'avessimo fatto ai tempi del terrorismo rosso e nero, ci saremmo accorti prima che erano effettivamente dei comunisti e dei fascisti, invece di dire per 10 anni che erano dei provocatori, che erano un'altra cosa. Allora, questi sono terroristi islamici perché si richiamano all'Islam. Su questo è utile fare chiarezza, lo dice lui, non c'è bisogno che, quindi perché dobbiamo negarlo noi? Loro si richiamano al nome dell'Islam, falsamente, va bene. Però, come dire, Marx lo leggeva Curcio e i socialdemocratici tedeschi, ne deducevano cose diverse, ma tutte e due leggevano quei libri lì. Sono organizzati, allora diciamo, gruppi organizzati. Ecco, ci sono gruppi organizzati seri, pericolosi per i musulmani e pericolosi per noi, che sono islamici. Non facciamo l'esercizio sbagliato già negli anni 70 di non riconoscere, di dire di negare noi quello che loro dicono. È meglio prenderli sul serio. Detto questo, noi abbiamo iniziato questa serata guardando un filmato. In quel filmato un terrorista sparava a un poliziotto. Beh, quello che molti non si sono accorti che erano tutti e due musulmani, ma quello che era più praticante era il poliziotto, che era così integrato che aveva deciso di vestire la divisa, ma andava in moschea tutti i venerdì. Ok, questo poliziotto qua, Ahmed Merabet, 42 anni. E il terrorista era uno che prima faceva lo spacciatore di hashish, eccetera, eccetera. Cioè, dei due, il più religioso era la vittima, non il carnefice. Questo però ci aiuta a capire che non è l'Islam in guerra contro di me o di te o di lei, tant'è che ha ammazzato un povero Cristo di musulmano, un povero Cristo musulmano, gli ha dato il colpo di grazia, gli ha dato il colpo di grazia dicendo Allahu Akbar. Allora, questo vuol dire che ci sono dei gruppi fanatici pericolosi, ma sono nemici di tutti quanti, miei e suoi e suoi.
dei cristiani e dei laici, perché sono pericolosi. Allora questo però, cosa si può fare? Allora? Ecco, qualcosa sì, io credo che la prima cosa da fare è accorgersene. La seconda è, come dire, non soffiare sul fuoco, qua l'hanno detto vari. Il conflitto di civiltà non è in corso. Se c'è una cosa che mi fa incazzare, lo dico con un francesismo, è dire che siamo in guerra. La guerra è una cosa abbastanza precisa, in cui uno Stato dichiara guerra a un altro Stato, o un popolo a un altro popolo, una tribù a un'altra tribù. E tutte e due sanno di essere in guerra. Qua il terrorismo è un'altra roba, loro sono in guerra con noi, ma noi siamo in guerra sì con loro, ma non con quello che loro dicono di rappresentare, quindi non con l'Islam. Con loro è come se siamo in guerra con loro. Ma non con 1,5 miliardi di musulmani, perché e qua forse ci è utile da un lato un parallelismo col terrorismo precedente. Il terrorismo, e qua coinvolgo i musulmani, perché il problema è questa battaglia culturale. È difficile parlare poi con la mosca che continua, però questa battaglia culturale deve partire anche in primo luogo proprio dalle comunità islamiche, perché c'è davvero qualcosa di grosso lì dentro che sta succedendo. Questo è un fenomeno nuovo, molto pericoloso, che è pericoloso anche per loro, ma ci deve essere una battaglia esplicita. Il terrorismo rosso è stato vinto quando la sinistra ha smesso di dire che erano provocatori, fascisti, anche compagni per sbaglio, ha detto sono macellai assassini, e ha avuto le sue vittime, i suoi martiri, Guido Rossa, gli operai, i magistrati, i giornalisti di sinistra ammazzati o gambizzati. E questo sarà una cosa che durerà 20 anni, ma noi aiutiamo questo processo. Qui vengo a noi, se sappiamo distinguere la vittima dal carnefice. Se noi diciamo sono tutti carnefici, primo non capiamo niente e siamo stupidi, secondo produciamo dei danni, perché il mestiere, credo, degli amministratori è governare i conflitti e risolverli, non crearli. Allora, in questo senso costruiamo alleanze, costruiamo progetti culturali importanti su questo. L'ultima cosa, vado velocissima, è sono un po' stufo di sentire questa bufala che l'Occidente è debole e l'Islam forte. L'Occidente debole è da Spengler in avanti, da 150 anni che lo dicono, ma non mi pare che sia così, tant'è che sono gli altri a venire da noi e non da loro, da altrove, anche come valori. Quindi è attrattivo ancora proprio come valori. Io questa storia che siamo decaduti è una palla che ci raccontiamo, ma che non ha... L'altro errore grossolano è quello di dire che loro sono forti, perché non c'è come conoscerlo il mondo islamico per vedere quanto è fragile, diviso, impaurito, sconcertato. Cioè, questi sono assassini, ma non è che sono rappresentativi. Sarebbe come dire che Curcio era rappresentativo dell'Italia o che la mafia lo è 0,0000. Cioè, quindi impariamo a distinguere, allora sì, aiutiamo i processi. Se rinvanghiamo altre robe probabilmente no, quindi facciamo un po' di chiarezza anche su chi è il nemico e chi sono invece gli amici. Certo. Io volevo... Abbiamo una pausa pubblicitaria. Appena rientriamo la parola a Don Giovanni Brusegan.